Aspetta solo l'approvazione del Consiglio Comunale di settembre a Cittadella il piano PEBA, piuttosto dettagliato per l'eliminazione delle barriere architettoniche. E questo grazie anche all'apporto dell'Associazione Airone, da quasi 30 anni attiva nel territorio, che ha monitorato assieme alla pubblica amministrazione tutte quelle zone che potrebbero rendere difficile l'accesso ai diversamente abili, zone critiche del centro storico, ma anche frazioni con scuole, parchi pubblici e marciapiedi. 538.000 per il nuovo progetto, di cui appunto 135.000 riguardano edifici pubblici da rivedere, anche grazie al supporto della Regione Veneto, da sempre sensibile a queste tematiche. È questo un punto di arrivo, ha detto soddisfatto il primo cittadino Luca Pierobon, che dopo l'attento studio del territorio la variazione di bilancio con l'approvazione definitiva potrà proporre entro il 2020 una città davvero a portata di tutti. E l'invito alla cittadinanza di andare a vedere, visionare il progetto prima che a settembre venga approvato dal Consiglio, magari con utili accorgimenti e consigli.